Abbiamo voluto sentire anche il parere del consigliere comunale Sciarrone, parere di un consigliere di opposizione. Noi crediamo e riteniamo che questo accordo sia lesivo sia dei diritti che abbiamo, perché il signor Sciabarrà non ha mai dimostrato la sua proprietà, tant'è vero che c'è una causa, ma quello che è più grave sono i termini dell'accordo. I termini dell'accordo danno a Sciabarrà 70 anni di diritti sugli introiti che avrà la Scala dei Turchi. Ebbene, la Scala dei Turchi è un bene dell'umanità, non può essere né appannaggio di Sciabarrà né di appannaggio di nessuno. La Scala dei Turchi è di Real Monte, deve restare il Real Montini e siamo noi che lo dobbiamo andare a gestire nel migliore dei modi, con la pulizia, con la guardiania e con i servizi. Ora, detto questo, questo accordo non va bene per Real Monte, non va bene per la Scala dei Turchi, non va bene per nessuno e quando decideremo in Consiglio noi faremo le barricate. La proposta è quella di trovare un accordo e mettere a reddito già dall'anno prossimo la Scala dei Turchi, così si andrebbe a un lungo contenzioso dove il Comune ha solo le spese da sostenere e basta. Bene, l'accordo si potrebbe anche fare, ma se è un accordo equo, che soddisfa ad entrambe le parti, perché in una controversia entrambe le parti debbono cedere qualcosa, ma questo accordo è sproporzionalmente a favore del signor Sciabarrà e dei suoi eredi. E addirittura vi sono delle clausole dove dobbiamo chiedere, pur dicendo che abbiamo la proprietà, dobbiamo chiedere al signor Sciabarrà il permesso per fare determinate attività, quindi non capisco quale tipo di proprietà abbiamo, se poi è sempre il signor Sciabarrà a decidere se una cosa la possiamo fare o meno. Questo vale per tutto quello che è a scopo di lucro, perché al signor Sciabarrà non interessano gli altri eventi, perché se non c'è un guadagno lui non ci interessa, però quando facciamo anche gli altri eventi poi sarà il Comune a dover sostenere i costi di pulizia, guardiania, sbigliettamento e una parte dell'accordo, il punto 2.5, dice esattamente che qualsiasi brand che abbia scopo di lucro con la dicitura, semplice dicitura Scala dei Turchi, il signor Sciabarrà può chiederne immediatamente l'iscrizione e pretendere il 70% dei guadagni.